Ciao, sono Valerio Deida, al MUA, al Museo Civico di Sydney, sono responsabile della gestione e mi occupo insieme alla direttrice di curare la parte artistica del museo. Nello specifico, nell'ultimo periodo mi sono occupato di riallestire e riorganizzare il piano superiore del museo, che in passato era appunto occupato dalla claderia. Che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo cercato di razionalizzare l'esposizione, abbiamo progettato e immaginato uno spazio che garantisse a tutte le opere della collezione Perra, che è il corpus che attualmente custodiamo qui al museo, l'ascito testamentario di Monsignor Cesare Perra del 79, di avere un maggior respiro e soprattutto di essere comunicate e allestite in un modo più intelligente. Ed è per questo che abbiamo deciso di fare a rotazione una serie di mostre da opere che provenissero appunto da questa collezione. La prima mostra è dedicata ai maestri della grafica. Che cosa si intende per maestri della grafica? Sono tutti quegli artisti all'interno della collezione Perra che hanno prodotto nel Novecento opere di disegno o opere di incisione. Incisione come silografia e acquaforte ad esempio, oppure serigrafia e monotipo. Tra gli artisti che abbiamo in collezione è giusto citare per il disegno Tarquinio Sini, un grande artista del primo del Novecento che si è occupato principalmente di fare incisioni, manifesti e soprattutto a livello editoriale di fare tantissime caricature, ed è proprio una caricatura quella che abbiamo qui al museo esposta. E poi Felice Melis Marini, un grande incisore che alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, dopo un soggiorno romano, porta in Sardegna una ventata di innovazione attraverso appunto la tecnica dell'acquaforte. Tecnica dell'acquaforte che insegnerà a diversi artisti creando una vera e propria scuola. Ed è grazie a lui che si formarono artisti quali Giovanni Dozzo, che abbiamo appunto in collezione, oppure altri artisti che invece grazie a Remo Branca, che non abbiamo purtroppo con noi in collezione, riuscirono attraverso un'azione didattica molto importante per la silografia a creare una vera e propria scuola a Iglesias, dando vita quindi a un nucleo importante di artisti come Enea Marras o Giorgio Carta. Oltre a loro è giusto citare ad esempio anche Antonio Corriga, un grande colorista del Novecento, nato ad Azzara, che racconta l'isola attraverso anche le silografie, e poi Foeso Fois, un altro incredibile artista che negli anni 50 crea una cesura raccontando appunto le lotte sociali degli operai, dei minatori, oppure appunto il lavoro dei pescatori, come nel caso della silografia dedicata alla Matanza del 1954. Vi invito quindi a venire al museo a scoprire questa e tutte le altre collezioni che custodiamo. Ci farebbe piacere entrare in contatto con voi e dialogare appunto per farvi conoscere il nostro museo.